A che serve l'ANPI e chi la finanzia? Così il vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo ha criticato l'Associazione Nazionale dei Partigiani intervenendo su Facebook in una discussione riguardo la spiaggia fascista di Punta Canna Sottomarina. La frase è apparsa nei commenti di un post della vice segretaria comunale di Forza Italia De Perini e si riferisce a sua volta a un post dell'ANPI che esultava per il licenziamento del gestore Gianni Scarpa, criticando l'archiviazione dell'accusa di apologia di fascismo. Immediata la risposta. Apprendiamo con incredulità, si legge in una nota, quanto scritto dal vescovo. L'ANPI si finanzia col tesseramento annuale dei soci, oltre che con l'esiguo ammontare del 2 per 1000 sulla denuncia dei redditi. Evitando di chiedere al clero locale come si finanzia, confermiamo la nostra soddisfazione nel vedere che Gianni Scarpa è stato messo in condizione di non nuocere con i suoi cartelli antiumani e con i suoi comizi deliranti. Noi non abbasseremo la guardia, conclude l'associazione Partigiani, un solo istante nel segnalare e quindi cercare di bloccare ogni rigurgito dei nostalgici del regime, così come vuole il tavolo cittadino per la Costituzione da poco istituito. La Chiesa che più ci piace è quella senza paura invocata da Papa Francesco, che anche recentemente ha acceso il faro sulle condizioni di chi sta peggio, di coloro i cui diritti sono conculcati dai prepotenti, di chi non ottiene accoglienza né misericordia. Monsignor Tessarollo si riconosce nel magistero di Papa Francesco? È o non è antifascista?